Buonasera a tutti da Sebastiano Bruschi e da Federico Ronchi. E questa sera abbiamo fatto una bellissima serata con il nostro amico Costa Vini e abbiamo abbinato dei vini a dei piatti del territorio. Risto Italia a Porto Tolle ha cercato di utilizzare il più possibile materie prime locali e con le quali abbiamo preparato i tre cicchetti formati da una focaccia pomodorini, sale grosso e burrata, crostino con cotechino e miele, focaccia, sale, rosmarino e lardo di colonnata. Logicamente la focaccia è stata fatta con farine biologiche tipo 1 di grano coltivato sul territorio, che da poco ha ottenuto anche il marchio bio ed è una cosa molto importante. Le materie prime, anche il cotechino, sono maiali allo stato brado allevati qua sempre a Polesine Camerini. Per questo abbiamo deciso di condividere questa emozione con Costa e il nostro carissimo Enrico ci spiega l'abbinamento. Allora, l'abbinamento con cui abbiamo scelto questa sera appunto questi piatti, siamo partiti per questi tipi di cicchetti con bollicine. Bollicine è appunto un metodo Charmat, il cui vaggio è 90% di Garganega e 10% di Pinot Grigio. La caratteristica di questi vini è che fanno all'incirca un 3 mesi di permanenza in botti grandi. Infatti il colore di questo vino è diverso dai soliti Charmat, è un colore più sul giallo dorato, più paglierino a dire il vero, però tendendo un po' a dorato. È adatto questo tipo di vini a questi piatti in quanto la bollicina appunto riesce a sgrassare il fattore grasso appunto di questi piatti, i piatti in quanto con un cotechino, con una burrata e con un lardo c'è grassezza in bocca. Grazie alla bollicina riusciamo a sgrassare e quindi a ripreparare la bocca per l'assaggio successivo. Secondo antipasto è il carpaccio d'Angus, in questo caso affumicato, poi l'abbiamo accompagnato con dei funghi freschi, della rucoletta e delle scaglie di fossa. E il vino scelto era? Una Garganega veronese, sempre della ditta veronese Barone Massimiliano Enrique Costa. Questa Garganega anch'essa fa 3 mesi in botte. Del resto è lo stesso vitigno che abbiamo utilizzato poi per le bollicine, solo che è un vino molto particolare, nel senso che ha una caratteristica nei suoi profumi. Ha dei profumi che sono adatti a questo tipo di piatto, perché è un piatto che ha una grassezza e una tipologia di carne che quasi farebbe pensare o a un rosso leggero o a una bollicina, però col fatto che è anche affumicato richiama un po' questi profumi, questi sentori che abbiamo deciso di abbinare alla Garganega e onestamente, facendo anche la prova personalmente, è risultato un buon accostamento. Appunto questo vino fa 3 mesi anch'esso in botte ed è un prodotto con una sapidità che lo rende molto piacevole alla beva, proprio richiama a continuazione la beva, quindi con questo piatto si è sposato secondo me molto bene. Poi passiamo ai primi. Un primo piatto, abbiamo fatto sempre sapori del territorio, cappellaccio di zucca, quindi sempre protagoniste le farine della terra del mare prodotte dagli amici della COSVA, l'Associazione Agricoltori Locali, e le abbiamo farcite con la zucca, sempre prodotti locali e guarnita con guanciale amatriciano, miele e pecorino. Un piatto del genere con la presenza appunto di una matriciana, quindi una pancetta e un formaggio di fossa, bisognava per forza richiamare un vino rosso, però essendo un primo non potevamo proporre un vino rosso che avesse una tannicità elevata o una persistenza eccessiva, quindi abbiamo optato per una corvina veronese, che è un uvaggio che ha una presenza di tannino in natura, proprio un uvaggio che come tannicità è bassa. Questo vino più una caratteristica che appunto l'azienda Barone Massimiliano Enrique Costa ha la fortuna di avere l'azienda vinicola collocata in modo tale che nel suo fruttaio ci sia un passaggio d'aria in maniera naturale, non c'è la ventilazione forzata. Ciò consente appunto all'uva di perdere in maniera molto naturale circa il 40% d'acqua appassendo. Questa corvina appunto fa, in base alle annate, sui 2-3 mesi di appassimento, per poi proseguire con la vinificazione una permanenza in botti grandi in tonneau di circa un anno.
la permanenza di questo vino nelle botti la si può sentire quando si degusta il vino, però non è eccessiva, non è spigolosa, è proprio lo completa. Adatto questo vino, secondo me, può anche essere con una bella grigliata, proprio classica grigliata di carne, l'accompagna molto molto bene proprio per queste sue caratteristiche di morbidezza data dalla botte e di mancanza naturale di tannino. E per finire andiamo con la nostra rista di maiali, quindi maiali sempre allevati a cielo aperto sul territorio dall'azienda Bovolenta, prodotto eccezionale. E in questo caso l'abbiamo lavorato con crosta di miele, praticamente in teglia, miele millefiori sempre prodotto della terra del mare, cotto a bassa temperatura nel nostro forno della pizza, con patate arroste, classiche patate arroste che si accompagnano con tutto. E per il vino invece abbiamo abbinato un rosso della Marchesa. Un rosso della Marchesa. Rosso della Marchesa è un po' il cavallo di battaglia del produttore, è un vino che ha una struttura importante, ha 4 uvaggi al suo interno, abbiamo un Cabernet Sauvignon, abbiamo una Corvina, Molinara e una Rondinella. A parte il Cabernet Sauvignon, gli altri 3 vini anch'essi fanno un appassimento, sempre in base all'annata, comunque mediamente di 3 mesi. Cabernet Sauvignon no, perché rischierebbe di dare al vino un sentore troppo tendente al dolce, che lo rovinerebbe, lo costringerebbe a essere abbinato solo a certe tipologie di piatti. I 4 uvaggi fanno un anno in botte, sempre tonneau, botti grandi, e il blend rende possibile un abbinamento, diciamo, con molti piatti, anche perché potremmo dire che è quasi un amarone, perché i vitigni bene o male, l'uvaggio bene o male è quello, solo che facendo meno tempo in botte, facendo solo un anno, questo consente al vino di essere abbinato a un maggior numero di piatti. Rispetto al vino precedente, alla Corvina che abbiamo avuto precedentemente, ha un po' più un tannino presente, ci sono più profumi che ricordano il sottobosco, che ricorda proprio i frutti rossi. Nell'insieme è un po' più complesso rispetto alla Corvina di prima. Vino eccellente da abbinare anch'esso sempre con piatti di un certo tipo, di una certa importanza.